Allora, noi abbiamo un disegno del 1824 del generale La Marmora, il famoso piemontese che è stato qui a Tamuli. In questi disegni i bettili appaiono proprio così come li vedete adesso. Cosa è successo prima di questa data però non ci è dato saperlo. C'è da dire che i tre laggiù sono allineati, questi invece non lo sono, quindi è probabile magari che questo sia stato spostato da lì. da qui in mezzo. Vedete infatti che c'è questo spazio diciamo vuoto, un po' Sì. strano, quindi magari in origine proprio perfettamente allineati, quasi no equidistanti, perché alla fine dovevano dividere, no? Dovevano creare una barriera tra il mondo dei morti che sta da quella parte e quello dei vivi che sta invece da Stavano da un questa. solo lato, non da tutte e due. Esatto, Ah, stavano questo- proprio da questa parte rivolti verso il villaggio. Poi chissà. Beh, certo, non immagino. Anche quello forse è girato, no? Sì, è un po' storto, storto. no? Anche perché c'è da dire che questo era un terreno privato fino a poco prima degli anni 70 ed è stato fatto di tutto e di più. Sempre anche nei disegni della Marmora appaiono dei blocchi di cui oggi per esempio non c'è traccia, che sono stati spostati e Con le finiti chissà ruspe, dove. chissà. A Anche un certo qua, punto hanno iniziato con le ruspe. anche di qua dove adesso vedete, cioè in questo spazio recintato c'era proprio anche la casetta, no, del pastore, fatta sempre tutto con le pietre delle costruzioni archeologiche. Però erano altri tempi e Chiaro. possiamo parlarne quanto vogliamo, non c'era consapevolezza. Ormai è andata. Ormai è andata così. In ogni caso adesso possiamo quindi ammirare comunque tutti e 6 bettili qua insieme, che avevano proprio la funzione di guardiani e protettori della necropoli, li rappresentavano le divinità. Infatti il nome stesso significa casa della divinità, è una parola di origine orientale. I tre laggiù sono chiaramente maschili perché sono dei bettili lisci, privi di decorazioni, di elementi aggiunti. Di qua invece abbiamo i bettili femminili appunto perché scolpiti con queste due protuberanze che rappresentano i seni. E sono gli unici ad avere questo dettaglio in tutta la Sardegna. Sono pietre appoggiate, quindi praticamente hanno la base piatta, non sono pietre fitte a terra come i menhir. Sempre a differenza dei menhir sono pietre ben lavorate, perché infatti toccandoli riuscite a sentire proprio la lavorazione che è stata fatta, i colpi della martellina, quindi questa sorta di scalpello. Immaginate la difficoltà nella lavorazione perché la pietra in questione è basalto, quindi una pietra vulcanica, tra le più dure e difficili da lavorare in assoluto, oltre che pesantissima da spostare con gli strumenti dell'epoca. I tre femminili inoltre, se notate, sono anche più alti, si aggiungono infatti 1,20 m, anche 40 d'altezza. Qua invece siamo sotto il metro. Questa differenza proprio per mostrare l'importanza che la donna aveva in periodo nuragico, perché generava, quindi permetteva la vita e la continuità del villaggio, e forse era anche la figura che si occupava appunto dei riti e delle cerimonie. Infatti abbiamo anche dei bronzetti che non provengono da qui ma da altri siti che la raffigurano proprio come sacerdotessa. Non so se avete presente quel bronzetto, proprio appare con questo largo copricapo e lunghe tuniche. Ora qua come vedete i cinghiali ci hanno dato dentro stanotte, hanno fatto un po' di... è proprio un po' di danno, sì. aiutano negli scavi, insomma. Sì, loro fanno gratuitamente.